Da vero rapper, J-Ax non guarda in faccia a nessuno. Se vuoi finire questo talent come un re, lascia stare questi tre e scegli me. Dice quello che pensa, ma sempre con ironia. Se avessi trovato te da bambino quando andavo a messa, a quest'ora sarei papa, avrei continuato a frequentare. E così ha introdotto un nuovo linguaggio, sdoganando modi di dire tipici del mondo hip hop che ormai sono entrati nel gergo comune. Sono anch'io in spattella. Eccone alcuni. Dai, con me! Nel rap ci sono quelle che si chiamano in gergo punchline, frase a pugno. Sono disposto a stare sotto, ma solamente quando fotto. Sono composte da una premessa, che puoi chiamare la miccia, e dall'esplosione, che è la battuta. Qua mi sento come un turista americano davanti a un bidet. So che c'è uno scopo finale, ma non so cosa fare. Beh, le metafore di Axe sono un frullatore di parole e una centrifuga di concetti. Ma mi hai preso una canzone di Alicia Keys e me l'hai fatta diventare più bianca di una canzone di Britney Spears. Hai capito com'è? Hai capito? È il re della citazione anche. Le parole sono importanti, diceva. Conosce a memoria serie complete di film. Oh, io volevo Shining e tu mi hai portato il Re Leone. È un modo di dire mi piaci o non mi piaci in maniera differente. Non mi sono girato perché un po' come le figurine ce l'ho, mi manca, ce l'ho, in questo caso ce l'ho. Ha portato il linguaggio del rap, che è un linguaggio con il quale bisogna saper fare i conti. Io ho provato a fare un po' di rap, certo con lui. E c'è J-Ax, un bel ragazzo che vale, ma noi abbiamo molto da fare. Non si fanno prigionieri, l'importante alla fine è fare boom!